Incubo Camorra, 50 arresti e decine di indagati, sgominata la più vasta organizzazione criminale mai registrata nella nostra regione, estorsione, droga, prostituzione, usura, voto di scambio, in manette anche il sindaco di Eraclea, prima volta per un sindaco veneto coinvolto con la mafia. Le parole della procura e degli inquirenti di Venezia, un sistema radicato nel territorio attivo già dagli anni 90, la Camorra ha sostituito di fatto la mala del Brenta. Eraclea nella bufera, amministrazione travolta, il sindaco Mirko Mestre arrestato per il voto di scambio nel 2016 avrebbe vinto le elezioni grazie al rapporto con i camorristi. Nebbia e caos, viabilità, 7 incidenti A31 e il più grave sullo svincolo di Vicenza Nord, pesante il bilancio, morte e 5 feriti. Guerra all'autonomia, il manifesto shock dell'Ordine dei Medici di Bari fa infuriare la Lega e Zaia, scandaloso, questi sono i messaggi che dividono. Un viaggio di mail, richiamate in redazione per aiutare il piccolo Giovanni, il bimbo affetto da una rara malformazione alla gamba che necessita di cure costosissime. Sarà Arianna Fontana, 8 medaglie olimpiche nello short track, l'Aquila che spiccherà il volo dal campanile di San Marco domenica 3 marzo, chiaro messaggio di sostegno alla candidatura di Cortina Milano 2026. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati all'edizione del Veneto dei nostri telegiornali e dunque in primo piano un'ampia pagina sull'operazione che ha portato a sgominare la Camorra in Veneto, una parte ovviamente importante dell'organizzazione malavitosa che dagli anni 90 è stato accertato ormai aveva messo le sue radici nel Veneto, soprattutto nel Veneto orientale, sostituendo di fatto gli affari del Brenta. 50 arresti da questa mattina e tra i tanti arresti anche quello incredibile del sindaco di Eraclea. Allora, il primo servizio. La più importante contro la criminalità organizzata di stampo mafioso a nord-est. Così il procuratore distrettuale di Venezia Bruno Cherchi ha definito l'operazione At Last che dalle prime luci del mattino ha visto impegnati oltre 300 uomini della Guardia di Finanza e della Polizia coordinati dalla DDA di Venezia. Nella città lagunare a Casal di Principe in Veneto orientale eseguite 50 misure cautelari, 47 in carcere, 3 ai domiciliari e 9 provvedimenti di obbligo di dimora e di altro tipo. Un'associazione camorristica, Clan dei Casalesi, radicato sul territorio da oltre 20 anni, via via divenuto sempre più forte, sempre più capace di svolgere non solo attività tipicamente tradizionalmente camorristiche, quali l'estorsione, l'usura, ma servizi illegali, recupero credito, addirittura la costituzione di imprese, di società finalizzate a fornire la manodopera a costi molto bassi, attraverso l'evasione degli oneri previdenziali e degli oneri fiscali, società create proprio per fornire manodopera, per ottenere in subappalto lavori, per acquisire ulteriore ricchezza. L'indagine condotta dal GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trieste e dalla Squadra Mobile di Venezia ha portato al sequestro di beni per 10 milioni. Tra gli arrestati il sindaco di Eraclea Mirko Mestre per voto di scambio con la Camorra. In carcere anche Denis Poles, direttore di banca a Jesolo. Consentiva ai malavitosi di operare sui conti societari senza averne titolo, concordando l'impiego di prestanome e omettendo sistematicamente di segnalare le operazioni sospette. C'è anche un appartenente alla Polizia di Stato accusato di aver fornito informazioni riservate agli uomini del clan relative ad indagini nei loro confronti, entrando illecitamente nelle banche dati della Polizia. È accusato anche di aver garantito protezione e supporto dopo i controlli di altre forze di polizia. Sono 82 i nomi contenuti nell'ordinanza di custodia cautelare di 1000 pagine messa dal giudice delle indagini preliminari e tra i 32 accusati di associazione a delinquere di stampo camorristico 416 bis ci sono 16 persone residenti a Eraclea, 5 a San Donà di Piave, una a Mestre, 2 a Jesolo, una a Torre di Mosto, una a Fossalta di Piave, una a Musile e una nel Trevigiano a Zarobranco. Fondamentale la sinergia tra le parti coinvolte nell'indagine. Il ruolo è stato della condivisione fin dai primi momenti di tutti gli elementi che poi andavamo a raccogliere nel corso delle attività. Ovviamente la Guardia di Finanza ha una propensione specifica verso la parte economico-finanziaria che, messa insieme ovviamente agli elementi che stavano acquisendo sul territorio la Polizia di Stato, siamo riusciti appunto a porre in essere un'azione molto forte di contrasto a quella che è stata una vera e propria penetrazione nel territorio del Veneto della criminalità organizzata.
Una penetrazione dunque della criminalità organizzata molto ben radicata poi negli anni nel territorio e molto ben inserita nel settore economico e bancario. Sentite. Questa operazione dimostra una presenza forte, strutturata all'interno della società veneta, non meramente di criminalità organizzata, ma una presenza in ambito economico, in ambito bancario e in ambito politico. Un fenomeno preoccupante, quello dell'infiltrazione camorristica in Veneto, che non vede nessuna distinzione, come evidenziato anche dal procuratore nazionale antimafia De Rao, relativa alla specialità territoriale. La camorra in Veneto, ha detto, agiva esattamente come in Calabria, con un'attività sviluppata in un ventennio. Quello che però ancora di più deve essere sottolineato è il fenomeno, cioè l'accettazione del fenomeno di criminalità organizzata nel Veneto, che è un unicum, cioè ancora non avevamo avuto delle segnalazioni così puntuali della capacità di pervasività della criminalità organizzata. Questo è un grosso problema che certamente farà carico a chi fa le indagini e a chi dirige l'indagine, cioè la Procura distrettuale antimafia, ma è un problema anche che deve essere probabilmente studiato, approfondito e anche valutato diversamente da come è stato fatto finora dall'organizzazione sociale. A commissionare le estorsioni per recuperare crediti erano imprenditori e semplici cittadini, quelli all'apparenza insospettabili, ma che non hanno avuto scrupoli nel rivolgersi alla malavita invece che alle forze dell'ordine, consentendo agli esponenti della camorra di radicarsi e rafforzare il loro potere in Veneto, come nel caso di un direttore di banca la cui fidanzata era stata derubata di una borsa con la tesi di laurea e invece di rivolgersi alle forze dell'ordine ha preferito i casalesi, che in 24 ore hanno recuperato e consegnato il bottino al bancario. E dunque tra gli arrestati avete visto la penetrazione anche politica all'interno della politica da parte della camorra, e dunque Eraclea, gran parte degli arrestati e degli indagati vengono da Eraclea, e Eraclea, il primo cittadino, è finito in manette e l'accusa è pesante, voto di scambio, il primo caso di voto di scambio in Veneto, il primo caso anche di un sindaco coinvolto con la mafia. L'accusa è gravissima, voto di scambio. La circostanza si riferisce alle elezioni amministrative 2016, quando, secondo gli inquirenti, Mirko Mestre riuscì a ottenere un numero di preferenze sufficienti a vincere, promettendo in cambio favori ai camorristi del clan dei Casalesi, che nel Veneto orientale, secondo l'inchiesta della DDA di Venezia, ha affondato da almeno 20 anni i suoi tentacoli. Arrivano anche alla politica, voto di scambio, abbiamo accertato, è stato accertato nell'ambito di questa indagine, e poi ben 5 concorrenti esterni, cioè soggetti non associati ma che o in quanto componenti di quella che è l'economia apparentemente legale o svolgendo ruoli diversi hanno favorito l'organizzazione. E dunque un'associazione radicata stabilmente, referente anche dell''ndrangheta e della mafia catanese, che aveva messo le mani nel tessuto economico e politico veneto. Il primo cittadino di Eraclea, 43 anni, brillante avvocato con studio a San Donà di Piave, è stato prelevato in piena notte dalla sua villa in via Interessati, protetta dagli sguardi indiscreti da alte siepi e contro gli intrusi da telecamere e sistema di allarme. Candidato sindaco per la lista civica Eraclea si cambia, Mirko Mestre venne scelto dal centrodestra dall'allora sindaco Graziano Teso di Forza Italia, che dopo le elezioni ha proseguito il suo impegno amministrativo a fianco del primo cittadino nel ruolo di suo vice. Pure il nome di Graziano Teso risulta iscritto nel registro degli indagati. L'arresto del sindaco di Eraclea rappresenta il primo caso in Veneto di voto di scambio accertato nel corso delle elezioni comunali del 2016, ha precisato il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi. Abbiamo accertato, ha detto, che vi è stato nelle elezioni del 2016 uno scambio elettorale con la criminalità organizzata, non per tantissimi voti, ma sufficienti, in cambio di coperture e strade più rapide per la gestione delle loro attività. Il primo caso in Veneto. Il primo caso in Veneto, e quindi le reazioni del Paese questa mattina, reazioni di segno opposto, la notizia dell'arresto del sindaco, segno che a Eraclea da tempo si respirava evidentemente un'aria malsana.
Non è un bel effetto per Eraclea, anche perché in un paese così tutti più o meno sappiamo qualcosa e l'omertà di tante persone non fa piacere. Quindi è un po' un clima che si respira un po' malsano? Certo. E dunque malaffare e omertà in una cittadina di poco più di 12.000 abitanti, dove pare tutti fossero consapevoli che la situazione era esplosiva, se è vero come è vero che a Eraclea c'era il referente del clan dei Casalesi, Luciano Donadio, 53 anni, sorpreso nel cuore della notte nella sua abitazione a poca distanza dalla centralissima piazza Garibaldi, arrestato anche il suo primogenito Adriano Donadio, titolare del punto scommesse SNAI con affaccio su piazza Garibaldi, locale che è stato sequestrato. Qua credo ci volesse, perché si sente sempre parlare qualcuno che dice la mafia sono venuti su, ma la verità cioè, qualcuno la sa e gli altri no. Comunque c'era odore in giro, diciamo. C'era odore strano, dicono i cittadini, e stamattina quel via vai di auto della Guardia di Finanza e della Polizia è stato accolto da sentimenti contrastanti. Alle mie spalle, come potete vedere, ci sono le auto della Guardia di Finanza e della Polizia, stazionano dalle prime ore di questa mattina dinanzi al municipio di Eraclea. Poco distante il mercato in piazza Garibaldi, lì c'è l'agenzia del punto SNAI che è stata, alla quale sono stati messi i sigilli. Per Eraclea non è sicuramente una giornata positiva, la notizia dell'arresto del primo cittadino Mirko Mestre ha lasciato tutti sotto shock. Come un fulmine a ciel sereno. Lo conosce personalmente? Certo. Ce lo può descrivere? Secondo me era una brava persona. Non l'aspettavamo proprio. A fare da contraltare però ci sono le voci di chi preferisce dirci fuori microfono e telecamera che in comune c'era qualcosa che non andava e che erano tanti i cittadini a presentare quotidiane lagnanze per problemi connessi a lavori nel campo delle costruzioni. È tra la maggioranza di questi che la notizia dell'arresto del sindaco non ha causato scalpore. Se ha sbagliato che paghi, chi sbaglia nella vita deve pagare in qualche maniera. L'ho sentito accennare questa mattina, sono anch'io curioso di capire com'è. Sembrava che Eraclea, paesetto dolce così, la grisolera famosa di una volta, diciamo, non avesse a che fare con certe situazioni, ma chi è un po' un gradino sopra, io glielo dico perché ho una certa età, sono già una decina, 20 anni che qua sotto c'è qualcosa. Chiudiamo adesso la pagina allora sulla clamorosa inchiesta con la Camorra e adesso la cronaca ci porta, prima di continuare con i nostri servizi, a dare uno sguardo alla pagina online del Gazzettino con la terribile notizia della morte di David Cittarella, 16 anni, campione delle Fiamme Oro di Padova, che è stato trovato morto questa mattina improvvisamente dal padre. Queste le foto del ragazzo, una notizia che ha veramente sconvolto la città di Padova. Il ragazzo, vedete qui, impegnato nel lancio del giavellotto, atleta appunto delle fiamme gialle di Fiamme Oro di Padova, che è stato trovato morto questa mattina dal padre nella sua camera. Ecco il ragazzo sorridente, ancora da capire ovviamente le cause del decesso che ha lasciato la famiglia sconvolta in primis, ma anche tutto il gruppo delle Fiamme Oro di Padova, l'intera città insomma sotto shock per questo decesso. E poi la tragedia di questa mattina in A31, morto o ferito grave, 35 veicoli coinvolti e il muro di nebbia che ha paralizzato la A31. La nebbia fitta ha tamponato il camion, ha rallentato, abbiamo rallentato tutti e lui no. Le 8 passate da pochi minuti, autostrada A31, nebbia fitta, visibilità sui 20 metri, 2 tamponamenti in direzione sud e si scatena il caos. Alla fine il bilancio sarà pesantissimo, un morto, 5 feriti, 35 veicoli coinvolti, 7 incidenti. Il più grave poco dopo le 8:15 sullo svincolo A4-31, quando una Renault Escape che si sta immettendo sulla Valdastico piomba su un mezzo pesante incolonnato. Per il conducente, un veronese di 48 anni, non ci sarà nulla da fare.
Difficili anche le operazioni di soccorso. In autostrada arrivano gli agenti della polizia stradale, diverse ambulanze del SUEM 118 e i vigili del fuoco che lavorano con le cesoie in questo incidente pochi chilometri dopo lo svincolo in direzione nord per liberare l'autista di quest'auto finita sotto la parte posteriore del camion. Squadre arrivano da Vicenza e da Schio. I soccorritori si muovono con difficoltà tra le decine di veicoli intrappolati. Una nebbia fittissima, raccontano i testimoni. Era fitta. Lei da dove stava arrivando? Da Barbarano. È stata tutta così, tutto il tratto della 31? Sì, all'incirca sì, andava, veniva, più o meno, c'era nebbia sempre, fitta. Nel frattempo l'autostrada 31 viene chiusa e lo resterà fino alle 13, quando le carreggiate sono state riaperte in direzione nord e sud. Una mattinata difficile per tutta la viabilità della zona est della città, con lunghe code e rallentamenti. Altre voci dal disastro di questa mattina tra camionisti e automobilisti fermi in coda in questo inferno di nebbia. Noi ci siamo fermati perché hanno rallentato tutti e praticamente abbiamo sentito un botto qualche minuto dopo ed è successo quel che è successo, insomma. Nebbia fittissima? Abbastanza, 20 metri di visibilità, non di più. Tanti sono scesi da camion e auto, alcuni sono negli abitacoli a ripararsi dal freddo. Passeranno alla fine 5 ore fermi in A31, centinaia di persone. Carreggiata direzione nord, alle spalle l'incidente più grave, davanti una lunga colonna di veicoli. Rassegnate, aspettano. Un'ora e mezza tutta, sì. Eravate appena entrati, avete visto rallentare quelli davanti? Erano già tutti fermi quando siamo arrivati, sì. Com'era la nebbia? Era abbastanza fitta, sì, ce n'era. Sono arrivato qua, c'era la polizia che segnalava con la bandierina di rallentare e dopo mi hanno detto di mettermi in questa corsia, lasciando libera la corsia per il pronto intervento, sono qua che aspetto. Da dove arrivo, dove è diretto? Io arrivo dall'uscita di Agugliaro e sono diretto Bassano del Grappa, dovevo uscire a Vicenza Nord o Due Ville. Bisogna prendere atto che c'era questa nebbia, forse dovuta anche al tempo, andare piano, perché la visibilità era difficile. Dopo Montebello ha cominciato un po' a esserci un po' di foschia, poi sempre più fitta. Chi sulla strada passa tante ore è realista. Si sente fortunato a essere vivo qua a raccontarcelo? Penso proprio di sì, anche perché ci spera sempre di portare a casa la pelle tutti i giorni, no? Si spera sempre. Le polemiche sull'autonomia e torniamo a parlare di quel manifesto shock dell'Ordine dei Medici di Bari. Oggi ho visto sui quotidiani la foto di quella ragazza malata utilizzata da un Ordine dei Medici contro l'autonomia. Sono le parole di un post del governatore Luca Zaia. Trovo scandaloso, ha scritto, che si usi un'immagine del genere a scopo politico e penso, ecco vediamo il post, che bisognerebbe dire la verità. L'autonomia, a cui molti cittadini del Sud sono favorevoli, è l'unico sistema per controllare i conti e per una verifica delle responsabilità amministrative. Questo è il manifesto che ha suscitato ovviamente la reazione della Lega e di Zaia, una reazione che c'è stata anche ieri sera a Ring e tra le critiche quella anche del presidente di Confindustria Venezia Rovigo, che proprio ieri sera a Ring ha portato un esempio molto personale sul tema sanità. Sentite. Questo l'avete visto, è la pubblicità che ci sarà nei prossimi giorni, mi pare dal 19, in Puglia in particolar modo, firma dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Bari. Il presidente di quest'ordine è il presidente nazionale, tra l'altro. No a un regionalismo che divide, c'è questa scritta forte: Italia non abbandonarci, vogliamo la sanità uguale per tutti, la salute è un diritto di tutti, e c'è questa donna avvolta nel tricolore che ha una malattia invalidante, e qui dicono no, ma guarda, se diventate autonomi noi siamo abbandonati. Noi abbiamo provato a contattare questo presidente dell'ordine. Io racconto una cosa e gliela raccontiamo anche al presidente dei medici chirurgi. Purtroppo mia madre, mentre ero all'estero, è caduta e si è rotto un braccio, anzi l'omero, e deve essere operata. Lei vive a Palermo
ed è stata ricoverata a Palermo, adesso è ricoverata al Policlinico di Palermo, in corsia. Lei oggi è abbandonata in un corridoio perché non si riescono a trovare un letto. Una clinica privata non ha la rianimazione, non c'è una clinica privata in tutta la Sicilia che abbia una rianimazione, perciò deve essere per forza ricoverato al Policlinico. E io ho mia madre, domani parto per Palermo, ricoverata perché dopo domani mattina la operano, è una settimana in un corridoio con una signora e con me e con mio fratello che facciamo la sponda. Questa è una sanità uguale per tutti? Chi vorrebbe? E io non riesco a trasferire mia madre da nessuna parte. Dovrebbe portarla in un'altra regione. Non è trasportabile. Certo, in quelle condizioni. Io in questo momento... Però lei dice non è colpa, mi fai vedere Toni, cioè di questo posto, non è colpa dell'autonomia eventuale di Veneto, no, questa è una situazione Emilia-Romagna fotografica di in questi giorni, di adesso e di domani mattina e di dopodomani che vivrò sulla mia pelle, dove mia madre che vive a Palermo oggi è abbandonata in una in un ospedale in corsia. Cosa risponde? Rispondo che questi sono i cartelli che dividono. Non è l'autonomia che divide, è questa politica che viene fatta in questa regione, Italia non abbandonarci, ma da quando? Adesso a pochi istanti di pubblicità, poi torneremo a parlare del piccolo Giovanni e della sua battaglia. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale del Veneto. Torniamo a parlare allora di Giovanni, il bimbo affetto da una malformazione rara alla gamba. Ieri abbiamo raccontato questa storia che viene da Piazzola sul Brenta e in tantissimi state rispondendo all'appello della mamma per affrontare la costosissima operazione in Florida. Sono bastate poche ore e stanno arrivando tantissime mail alla nostra redazione di persone che vogliono aiutare il piccolo Giovanni. Nel nostro servizio vi abbiamo raccontato la storia di questo bimbo di Piazzola sul Brenta di poco più di 2 anni, affetto dalla nascita da emimelia tibiale, anomalia congenita rara che non gli fa piegare il ginocchio e lo costringe a utilizzare una scarpa apposita con alzata per compensare la differenza di lunghezza tra i 2 arti. Ai nostri microfoni mamma Erika ha lanciato un accorato appello perché Giovanni ha bisogno di un costosissimo intervento. Aiutateci a realizzare questo sogno di nostro figlio di poter correre come tutti gli altri bambini con le sue gambe, di poter appoggiare entrambi i piedi a terra e di poter piegare il suo ginocchio, e questa cosa sarà possibile solo grazie a voi e all'intervento che potrà fare solo in America. Giovanni è più che mai vispo, curioso, innamorato del pallone. Gli piace il calcio, gli piacciono tutti i tipi di sport che abbiano una palla, le macchine, i pompieri, gli piacciono i trattori. Speriamo che continui questa passione e che abbia la possibilità di poterla usare al meglio questa passione. Servono 400.000 euro per un intervento indispensabile per Giovanni perché senza questa operazione resta una sola alternativa. L'alternativa è l'amputazione. Qua in Italia ci hanno proposto quello. Hanno detto che è la cosa più funzionale, più perfetta per questo caso. In Italia sono 4 i bambini. Ad oggi se ne è aggiunta un'altra. A tutti è stato proposto l'amputazione qua. Io non mi arrendo, noi non ci arrendiamo all'amputazione. E allora tutti insieme possiamo aiutare Giovanni a camminare, correre, crescere come tutti i suoi coetanei. Mamma Erika ci ha girato gli estremi. Si può fare un versamento intestato a Erika Molinarolo, IT 58 P360 81051 3821 0309 610312 con causale Diamo il meglio a Giovanni. Oppure su PostePay una ricarica sul numero 5333 1710 2414 5910, codice fiscale MLNRKE 87C52C 743N, per dare tutti il meglio a Giovanni. Aiutiamo davvero il piccolo Giovanni. Adesso in chiusura per dirvi che l'Aquila del Carnevale di Venezia, che spiccherà il volo del campanile di San Marco domenica 3 marzo in occasione dell'evento più atteso del Carnevale di Venezia, sarà una leggenda dello sport veneto, ma non solo. Arianna Fontana, 8 medaglie olimpiche nello short track e quindi un simbolo
delle Olimpiadi invernali, e è una scelta, quella appunto del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che ha annunciato oggi questa scelta e ha accolto l'invito del presidente Luca Zaia proprio di Arianna Fontana come Aquila del Carnevale, una scelta ovviamente che ha un chiaro messaggio anche per il sostegno alla candidatura di Cortina Milano 2026 per le Olimpiadi invernali, essendo Arianna Fontana uno dei simboli proprio delle Olimpiadi invernali e degli sport invernali. Quindi sarà lei l'Aquila del Carnevale di Venezia, domenica 3 marzo. Sempre chiusura solo per ricordarvi, 20:10 dopo il telegiornale di Treviso con Riccardo Barbisan della Lega e Simone Scarabelli del Movimento 5 Stelle sul piatto autonomia, voto online e la base del Movimento 5 Stelle spaccata in due dopo il voto sulla piattaforma Rousseau, e poi tanti altri temi, ovviamente anche la Camorra in Veneto. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto poche novità, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non si esclude tuttavia qualche foschia o nebbia al mattino sui settori meridionali. Temperature minime comprese tra i 3 e i 6 gradi, massime comprese tra i 6 e i 10 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Il cielo si presenterà variabile con qualche alternanza di sole e nubi a carattere sparso. Su pianura e costa possibilità di foschie e nebbie persistenti. Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime comprese tra gli 8 e i 9 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e spesso anche coperto. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra i -3 e 0 gradi, massime oscillanti tra i 13 e i 16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.